Al via la 15ª edizione di Euterpe, Mediterraneo in musica, la rassegna concorsuale nazionale che vede coinvolte le scuole medie ad indirizzo musicale. La manifestazione si svolgerà lungo l'intera settimana, fino a domenica 12 maggio, al Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, nello specifico ai piedi del Tempio di Giunone, i cui spettacoli saranno gratuiti ed aperti al pubblico. Siamo arrivati alla 15ª edizione, quindi ci approssimiamo a diventare maggiorenni. Siamo felicissimi di aprire questa 15ª edizione, che è una rassegna concorso organizzata in contemporanea con la compartecipazione delle nostre scuole, che sono le due scuole, la Garibaldi di Realmonte e l'Istituto Esseneto, rispettivamente dirette dalla professoressa Fazzi e dalla professoressa Lonobile, e con questa virtuosa collaborazione che ormai da qualche anno ci vede qua con il Parco dei Templi, con il direttore Parello, con il quale si è instaurato questo bellissimo rapporto che ci consente di coniugare la musica dei nostri ragazzi con questo scenario bellissimo, e di questo siamo felicissimi. Anche quest'anno quindi avremo queste scuole che si alterneranno e che ognuno con la propria peculiarità riuscirà a dare il massimo di quello che può dare. Abbiamo visto già una grande orchestra composta da circa 80 ragazzi, ce ne saranno altre. Ripeto, ognuno con la peculiarità, ognuno rappresenterà il modo di fare musica a scuola in maniera direi quasi personale e personalizzato. Qua c'era un bel progetto interdisciplinare e poi ci saranno altre scuole. Il tutto avremo queste 3 giornate di prove che poi si concluderanno con il concerto per la cerimonia di premiazione che si realizzerà la domenica, il 12, a partire dalle 17, con un gran concerto finale che sarà tenuto dall'orchestra scolastica regionale, che è composta da ben 130 ragazzi che verranno da tutte le province siciliane. È una rassegna concorso ed è proprio questa la peculiarità. Le scuole partecipano per il piacere di condividere la musica fra di loro e confrontandosi anche l'uno con l'altro. Questa è la componente di rassegna, quindi rappresentandosi o con solisti o con piccoli gruppi di musica da camera, oppure anche con l'orchestra scolastica, ognuno in base alle proprie dotazioni e alle proprie preferenze. La componente concorso consiste nel fatto che una giuria qualificata di docenti professionisti ascoltano tutte le esecuzioni, valuteranno in modo qualitativa il contenuto e la prestazione di ogni singola scuola, e alla fine dei 3 giorni di ascolto assegneranno 5 premi speciali. Non c'è una graduatoria di vincitori o perdenti, non c'è il primo classificato, il secondo classificato e il terzo classificato, però ci saranno appunto questi 5 premi speciali per riconoscere particolari meriti.